Il tornado ha lasciato danni per 100 milioni, ripete il presidente veneto Luca Zaia ai sindaci schierati. 6 milioni li ha stanziati la regione, grattando in pratica tutte le risorse. Venisse una nuova tromba d'aria, dice, non ci sarebbe un euro in cassa. Ma è il governo che ha dato finora 2 milioni di euro e solo per le somme emergenze, non quindi per la ricostruzione, che deve aprire i cordoni da borsa e presto, dicono qui. 92 milioni in pratica dovrebbero giungere da Roma. Dallo Stato ancora sul privato c'è zero, il 95% dei danni sono sul privato, quindi parlamentare per parlamentare noi faremo un pressing spietato, spero anche, do per scontato, insomma, tutti uniti, senza bandiere, senza colori. I nostri parlamentari hanno già presentato un emendamento richiedendo i soldi che servono, quindi insomma ci aspettiamo una risposta a livello dei volontari che si sono attivati gratuitamente. Sembra che ci sia uno stanziamento di 80 milioni in approvazione domani, però so che sul patto di stabilità se ne sono dette di tutte e di più e sui soldi effettivi anche c'è la massima incertezza, quindi non possiamo che stare in attesa e ritrovarci invece, come suggeriva il governatore, prima della metà di agosto per fare il punto della situazione e eventualmente rivendicare le nostre pretese anche con forza. Senza questi fondi appare difficile non aprire l'orizzonte a provvedimenti estremi, tasse di scopo come potrebbe essere l'accisa di 5 centesimi al litro sui carburanti. La Toscana, che ha subito un'alluvione da 500 milioni di danni, ne ha ricevuti da Roma 12, ma ha attivato appunto questa accisa. Le decisioni devono comunque arrivare in fretta. Ci siamo dati un tempo che è 10-12 di agosto per fare di nuovo il punto della situazione. Questo sistema di lavoro sinceramente mi piace, come sindaco mi sento coperto e seguito da una struttura superiore. Mi permette di fare un lavoro di chiarezza anche rispetto ai miei cittadini e soprattutto di sentirmi insieme a un gruppo di persone che sta facendo un grosso lavoro di pressione verso il governo. 3 in particolare le azioni più urgenti da approvare: l'esenzione dei cittadini e delle imprese colpite dalle tasse, la loro liquidazione immediata dei danni subiti e l'allentamento del patto di stabilità per i comuni coinvolti. Serve una legge ad hoc, un provvedimento specifico fatto dal Parlamento, sia la strada dell'Emilia sia qualche altra strada, noi dobbiamo ridare il tetto a chi lo ha perso.